Befane solcano a colpi di remo il Canal Grande. Ad accoglierle pende dal ponte di Rialto un'enorme calza. Se contenga dolcetti o carbone non ci sono dubbi. La regata delle Befane, nata nel 1978 dalla felice intuizione di due soci della Reale Società Canottieri Bucintoro, è oramai diventata una piacevole tradizione dell'Epifania veneziana. A sfidarsi 5 mascarette condotte da gondolieri over 50 abbigliati per l'occasione. Partenza da San Tomà, giro del Paleto a Rio di San Polo e arrivo per l'appunto sotto il ponte di Rialto. A vincere per la cronaca è stata la mascaretta marrone di Riccardo Romanelli, San Vio, che ha preceduto la gialla di Sandro Inchiostro, Saccarosio e l'arancione di Francesco Guerra, Malaga. Ma soprattutto la regata è stata come sempre una bella festa. Tante persone assiepate lungo le rive dei canali e sul ponte simbolo di Venezia e a fare da cornice alla competizione barche a remi, con a bordo, oltre che tanti sostenitori, anche Babbi Natale e Befana, e in riva del Vin le Pink Lioness in Venice ad offrire caramelle e dolcetti per i più piccoli e cioccolata calda, tè e vin brûlé per gli adulti, a celebrare un appuntamento che dà anche idealmente avvio alla stagione remiera 2020.